Sono una mamma di una bimba che sta in questo spazio bimbi e ci tengo a dire che martedì probabilmente questo asilo chiuderà. Io non so a chi lasciare la bambina, parlo proprio da mamma a mamma, cioè non ho i nonni qui perché mi sono trasferita da poco con mio marito e come me, come altre mamme, non sappiamo più a chi lasciare i bambini da martedì in poi. Io sono la mamma di un bambino che ora ha 2 anni e mezzo, da quando aveva 11 mesi che lo porto qua, ha avuto un inserimento ottimale, c'è uno staff perfetto, si è subito trovato bene, ha imparato tantissime cose e adesso ci vediamo crollare tutto questo. Ancora pochi giorni e poi, a 2 mesi dalla fine dell'anno, decine di bimbi piccolissimi dovranno trovare un altro posto dove stare. Così ha deciso l'inflessibile legge del Comune di Venezia. I locali dell'asilo nido Raggio di Sole non sono abbastanza spaziosi, ai permessi mancano alcuni dei passaggi amministrativi previsti dalla norma. Regole e commi che evidentemente contano più della sorte dei piccoli e dei loro genitori. Quelli che pagano di più sono i bambini, in fin dei conti, solo per una battaglia burocratica di carte, di chissà cosa. La direzione stava già provvedendo, ci serviva solo un po' di tempo, spiega arrabbiatissimo il piccolo esercito di mamme, deciso a dar battaglia contro quella che pur con tutti i crismi della legge rimane una palese ingiustizia. Noi lavoriamo tutte quante, madri e padri. Non abbiamo il tempo proprio materiale, cioè ci licenziamo, restiamo a casa e poi non abbiamo da dare da mangiare. Chiediamo semplicemente di avere il tempo necessario perché le titolari possano fare questo trasferimento in tutta tranquillità e i nostri bambini possano andare con loro negli spazi che hanno già individuato. Questo asilo è l'unico in tutta Mestre, è aperto di sabato, informano le mamme che hanno dato vita anche a un gruppo Facebook. Invitiamo chi comanda a rendersi conto delle conseguenze che le proprie decisioni producono sulle persone. Siamo stati obbligati a rivolgerci a una struttura privata perché lo Stato, le strutture statali non sono sufficienti, ok? Allora già è difficile mantenere un posto di lavoro oggi con un figlio piccolo perché purtroppo in Italia le cose funzionano così. E quando trovi un posto funzionale e ti trovi poi che lo stesso Stato, lo stesso comune, per l'amor del cielo ci sono delle leggi, ci sono delle legislazioni, è giusto rispettarle, non sto dicendo questo, però andiamo a prendercela con chi veramente crea dei disagi alla società e non creiamone di altri. Martedì, quando i vigili verranno a sigillare la struttura, si troveranno di fronte a tutte queste mamme e i loro bambini. Vedremo, dicono, se avranno il coraggio di buttarci fuori. Ci sono tante mamme che hanno bisogno di lavorare perché ai giorni nostri purtroppo entrambi i genitori hanno bisogno di lavorare e quindi noi martedì saremo qui con i nostri bambini.